Sorprende molto la decisione del Comune di Padova di filtrare l'ingresso dei giornalisti a Palazzo Moroni. È una decisione davvero sconcertante, perché proprio mentre si parla di libertà di stampa e di censura e di mordacchie che vengono adottate in altri paesi nei confronti dei giornalisti, anche addirittura al carcere, parliamo della Turchia spesso perché lì c'è addirittura un accanimento sulla stampa che non ha eguali insomma, in altri paesi europei, se non altro, poi ci sono paesi in cui si fa anche di peggio contro l'informazione. Ma il Comune di Padova, che praticamente blocca i giornalisti all'ingresso senza rendere Palazzo Moroni trasparente e accessibile come lo è sempre stato, è davvero una decisione che lascia piuttosto interdetti, perché ovviamente è una decisione che poi viene cavalcata anche politicamente dagli avversari di Massimo Bitonci, che parlano di paura del sindaco a voler mettere a conoscenza i giornalisti di fatti che evidentemente vogliono essere nascosti. No, noi questo non vogliamo pensarlo, però resta una decisione molto grave, perché chi sono i giornalisti che poi frequentano Palazzo Moroni? Si contano sulle dita di una mano, sono giornalisti conosciuti, sono i cronisti che seguono la politica, che entrano nei consigli comunali così come deve avvenire per qualsiasi cittadino, sono consigli comunali, sono pubblici, sono eventi pubblici, quindi non si può interdire qualcuno che voglia seguirli. Qui invece bisogna chiedere il permesso, l'autorizzazione a partecipare non solo alle conferenze stampa, quelle che sono istituzionali, che sono previste e prevedibili, ma addirittura bisogna passare attraverso l'ufficio stampa per essere autorizzati ad incontrare l'uno o l'altro degli assessori o qualsiasi consigliere comunale, lo stesso sindaco. È una decisione che non ci piace, che ci stupisce, perché proprio la stampa ha il dovere, al di là della retorica, il cane da guardia, ha il dovere di informare la cittadinanza, deve avere la possibilità di incontrare i protagonisti della politica, sia nazionale che a livello locale, e non si può pensare che si possano mettere dei tappi oppure dei silenziatori a chi fa il nostro mestiere. Noi credo che rendiamo un servizio utile non soltanto alla comunità ma alla stessa politica, dando conto di quello che di bene e di male può fare. Questa è il cosiddetto pluralismo, questa è la semplicissima logica della libertà di stampa. Spesso si ricorre a grandi paroloni, bisogna lasciare che i giornalisti possano fare il loro dovere con i loro errori e con le loro eventuali qualità. Quindi speriamo che Massimo Bitonci ritiri al più presto questa direttiva.